Siamo a Verona, siamo in Piazza Bra, siamo con Paolo Bortolazzi, delegato di Verona, e siamo qui per celebrare un evento che è uno dei più importanti dell'AIS Veneto, un evento di solidarietà in cui si consegneranno dei soldi a qualcuno che ha bisogno, vero Paolo? Certo, io lo definirei proprio un evento speciale che ci permette di concludere in modo degno e opportuno un'iniziativa molto importante per noi di AIS Veneto, che portiamo avanti da 8 anni e che è Alba Vite. È un'iniziativa che ci permette, grazie all'appoggio dei produttori del Veneto e quindi alla vendita di vino, di supportare un'associazione benefica che lavora sul territorio. Quest'anno avevamo un vino un po' particolare, vero Paolo? Certo, indubbiamente avevamo, un asso nella manica quest'anno. Quest'anno abbiamo... Uno dei nostri fuoriclassi, direi. Sì, indubbiamente avevamo il Kairos, un Magnum di Kairos dell'azienda Zimè, e questo possiamo dire serenamente che ci ha aiutato moltissimo a raggiungere l'obiettivo. Celestino, allora com'è stata questa iniziativa? Beh, io sono sempre stato attento a queste iniziative, a volte sono anche contestato dai miei uffici perché un po' troppo per la generosità, però penso sempre da dove io sono partito e penso sempre alla strada che mi è stata concessa, insomma, di perseguire e di crescere negli anni. Nel caso Abio non c'è solo una volontà, c'è proprio una situazione che si è evoluta in un determinato modo che non dipende dal paziente stesso, pertanto motivo in più per essere attenti, per essere vicini e per essere attenti, insomma, per quel poco che possiamo fare almeno di poter partecipare a sollevare la situazione. Il 2019 è un anno particolare per Zimè e per te in particolare. Sì, perché quest'anno adesso in occasione del Vinitaly celebreremo proprio i 20 anni dell'Arlequin, che è il primo vino nato ed è il fratello maggiore appunto del Kairos, fatto dallo stesso uvaggio, dallo stesso pensiero. Celebrerò anche, faccio un'anteprima, ci sarà anche accompagnato un libro, che è il mio primo libro che va scritto, dove si parla, dove il titolo è Natura e Chimica, cioè mette insieme quello che è la forza della natura, quello che può essere la capacità umana di interagire, e per cui c'è veramente tanta cosa messa insieme. Kairos dal greco antico vuol dire opportuno, è un po' l'incontro tra un problema e la sua soluzione, ed è per questo che Kairos nasce proprio da questa situazione qua, un po' non felice perché la prima annata è stato il 2002 e non è stata un'annata, diciamo, da coronare, e io ho dovuto pensare quale poteva essere la soluzione migliore, e l'idea è stata di produrre questo vino, questo Kairos. Di fatto quello che è successo dalle 2500 bottiglie della prima annata, con il 2015-2016 siamo arrivati a 25.000 bottiglie, oltre 1500 magnum e misure diverse, ed è il vino che tutto il mondo ama, perché è un vino che si può confrontare con tutti i grandi rossi del mondo e nello stesso tempo, se tu vuoi quelle caratteristiche, c'è solo lui. È anche un punto di riferimento. È un punto di riferimento, sì, assolutamente. Non litiga con nessuno e nello stesso tempo, ma io direi proprio nel bicchiere esprime quella che è questa volontà della generosità, che io chiamo la dolcezza, no? Di essere aperto a qualunque palato. Questa iniziativa parte a novembre, anche prima in realtà, perché tutto il lavoro di preparazione da parte della delegazione di Verona in questo caso, ma di ogni delegazione che si prende in carico questa iniziativa di anno in anno, parte sicuramente già nel periodo estivo, ma iniziamo ufficialmente a novembre e chiudiamo questa sera a marzo inoltrato, quindi è una lunga corsa che coinvolge tutte le delegazioni, perché poi c'è una delegazione che si fa carico dell'organizzazione principale, ma tutto questo esiste perché c'è un'intera associazione che quindi si mette in gioco e dà la possibilità a questi vini e a queste aziende, ma soprattutto a queste iniziative solidali, poi di trovare sostegno. Quindi a mio modestissimo modo di vedere è una grande soddisfazione vedere questa concentrazione di sforzi che trovano poi, questo esito straordinario nel risultato finale. Una grande macchina che si mette a disposizione appunto di chi ha avuto meno fortuna di noi, che ha coinvolto ovviamente una delegazione importante come AIS Verona, un produttore, e quindi che dire di più, veramente la quadratura del cerchio, no?
Sì, a me piace ricordare che il mondo del vino spesso viene, è un po' anche vero, ma anche il mondo della sommelieria non è tanto da meno, è un mondo pieno di lustrini, insomma di prime donne in qualche modo, e ci piace in qualche modo apparire, e il vino è spesso anche molto apparenza, insomma c'è una vocazione che è insita in questa bevanda straordinaria. Se una volta all'anno ogni tanto ci ricordiamo che possiamo anche fare delle grandi cose per qualcuno che ha bisogno, credo che fa sicuramente bene a chi riceve questo sostegno, ma prima di tutto fa bene a noi.